Euroregione News. Fase 2. Sperare in un controllo. C'è chi sta cercando di correre da un cliente all'altro per predisporre i piani da attuare in questi giorni, come Paolo Grossa di Percorso Sicurezza, e chi si è inventato una mascherina con la stampa 3D come Mark Ragnolini di Yop Group. Allora, la situazione attualmente nelle aziende, io seguo prevalentemente le industrie, quindi parlo di questo mondo, anche se ultimamente hanno riaperto anche le attività di ristorazione, i bar eccetera. È una situazione di forte attenzione da parte dell'imprenditore. L'imprenditore non ha la convenienza nel non seguire questo aspetto, anzi è resa ancora più critica perché siamo in questa famosa fase 2, quindi ipotetici problemi in una fase 2, peggio ancora della fase 0 o della fase 1, casi di positività all'interno delle aziende, delle attività produttive adesso sarebbero un dramma doppio. Pertanto l'attenzione dell'imprenditore è molto spinta in questo momento. Non vedo imprenditori che si sentono oppressi da normativo, da protocolli, anzi che utilizzano, sfruttano i protocolli e i dettami legislativi come degli elementi di miglioramento, quindi vanno oltre a quelli che sono gli aspetti obbligatori. Ultimamente ci sono anche parecchi controlli, che a giudicare, a chiamarli controlli adesso forse è anche sbagliato, perché stanno arrivando nelle aziende, e lo dico con un forte piacere, forze dell'ordine, carabinieri, direzione provinciale del lavoro, i NIL, che è il nucleo investigativo sul lavoro, guardia di finanza e aziende sanitarie specifiche a verificare l'applicazione dei protocolli in azienda. Hanno un'impronta di dialogo, di partecipazione, di suggerimento a potenziali miglioramenti, cose che normalmente difficilmente si vedono, e pertanto questo contribuisce in maniera sensibile a creare un clima di positività. Quindi approfitto per ringraziarli ufficialmente, anche se l'ho fatto in maniera separata con ognuno dei gruppi delle aziende che seguiamo, ma hanno uno spirito davvero positivo. Questo crea un clima di positività e di maggior serenità anche per l'imprenditore che partecipa a queste riunioni. Quali sono le tipologie di attenzioni particolari che hanno gli organi di controllo in questo momento? Chiedono se viene applicato il protocollo, le due versioni del protocollo, anche quindi l'ultimo aggiornamento del 24 di aprile, e che cosa l'azienda ha realmente messo in pratica, al di là dei documenti, al di là delle carte, ma quelli che sono stati gli elementi di informazione date alle persone, non per niente le chiamo persone, prima ancora di lavoratori, nei confronti dei terzi, e se ci sono degli elementi di divulgazione attraverso affissione di dépliant, di informative, piuttosto che momenti informativi dati alle maestranze. Vedono effettivamente l'applicazione quanto più possibile di quella che viene chiamata distanza sociale, anche se è un termine improprio, no? Una distanza fisica, la distanza sociale è un'altra cosa, ma di distanza fisica il più possibile, ovviamente coerentemente rispetto a quelle che sono le attività produttive, l'adozione delle mascherine qualora la distanza fisica non possa essere raggiunta per esigenze lavorative vere e proprie, e quella che è anche la partecipazione a queste misure di prevenzione. Quindi al punto 13 del protocollo viene istituito un comitato, no? Di cui deve far parte obbligatoriamente il rappresentante lavoratori per la sicurezza e le rappresentanze sindacali, quindi anche questa partecipazione, e effettuano un giro all'interno delle attività. Diciamo che questo genere di controlli parte prima con una disamina di come si è organizzata l'azienda, quindi di quante persone è formata, quanto si è dato l'utilizzo della cassa integrazione piuttosto che dello smart working, piuttosto che delle ferie, in maniera tale che anche l'ambito impiegatizio sia un altro dei momenti di maggior distanziamento e gestione. Quindi ecco, ho dato molto peso a quelli che sono in questo momento i controlli, che per fortuna ci sono. Ovviamente ci sono anche delle realtà, me l'hanno raccontato loro stessi, non sempre così attente, ma la differenza ci sarà sempre, normalmente in realtà più piccole, che magari non hanno delle risorse da poter destinare, per risorse parlo di persone, destinate a poter applicare la prevenzione in maniera puntuale.
ma ecco, questo genere di spirito sicuramente è un fattore positivo in una situazione di criticità che stiamo vivendo. Innanzitutto mi fa molto piacere di sentire da imprenditore, appunto siamo sempre sotto la spada, no, dello Stato, e invece in questo caso mi fa piacere che effettivamente siamo passati da uno Stato appunto così difficile in questi ultimi anni a magari uno Stato che ci può aiutare, no? per risolvere, diciamo, questo problema del coronavirus, per cui mi fa piacere quello che hai detto poc'anzi. Noi di OP Group cosa abbiamo fatto? Abbiamo immediatamente messo in piedi appunto il protocollo, quindi mettendo le solite cose che chiedevano e che non era tutto sommato obbligatorio, no? Per cui abbiamo ovviamente messo subito per lavarsi le mani, i cartelloni da tutte le parti, abbiamo chiesto a tutti i nostri collaboratori di mettere la mascherina. Abbiamo fortunatamente degli uffici abbastanza larghi, per cui potremo anche fare a meno, no, delle mascherine, però insomma le teniamo lo stesso, perché comunque ci si muove all'interno degli uffici e del magazzino, quindi è giusto che ci siano. Stiamo aspettando un sistema termoscanner, dato che appunto la nostra azienda è un po' fa da duplice situazione, la nostra interna e quella di proporre all'esterno, no? Ai nostri clienti, no? Le nostre soluzioni. Quindi abbiamo scelto un tipo di termoscanner che non è obbligatorio, è una soluzione che ti permette di essere più agevole, no? Finché non ci sarà, se ci sarà un'obbligatorietà della cosa. Per la misurazione del corpo abbiamo scelto un prodotto con tecnologia americana, che è molto molto più avanzata rispetto, diciamo, ai prodotti cinesi che stanno spopolando in questi periodi. Abbiamo poi cominciato subito, quando era partito appunto il lockdown, di sanificare, perché comunque noi eravamo ancora aperti, siamo stati aperti tutto il periodo di pandemia, del lockdown, e quindi abbiamo comunque sanificato con un'azienda specializzata e abbiamo deciso di adottare anche noi un sistema di sanificazione per poter essere autonomi e poter fare la sanificazione in qualsiasi momento del giorno, per essere ancora più propositivi in questo ambito, e soprattutto per far sì che i nostri collaboratori siano in sicurezza e siano tranquilli a venire a lavorare, e anche ovviamente tutti i clienti che vengono all'interno. Una cosa che insomma abbiamo fatto, ma questo è stato un inizio inizialmente di marketing, una trovata marketing per i prodotti che noi distribuiamo come la stampante 3D. Abbiamo creato una mascherina 3D, in questo momento è certificata solo per il filtro, perché è una mascherina riutilizzabile, al filtro che è certificato come materiale medico certificato. Stiamo aspettando la certificazione completa. Al momento la possiamo comunque distribuire come mascherina per la collettività, è molto molto apprezzata da tutti quelli che l'hanno usata. Abbiamo alcune aziende che ormai erano partiti con una decina di mascherine, adesso ne hanno sono tutti i loro collaboratori appena rientrati che sono stati dotati di questa mascherina. Qual è la particolarità della mascherina 3D? In realtà ha una particolarità tutto sommato anche semplice, che può essere, diciamo, modificata per la persona, per cui posso cambiare il colore, posso cambiare il coperchio, posso mettere il nome, insomma ha diciamo la particolare che può essere molto personalizzata, no? E questo è un po' la cosa, ovviamente senza dimenticare che deve essere efficace, no? Ecco, questo è stata una delle cose che abbiamo portato avanti. Stiamo distribuendo in tutta Italia, in regioni in tutta Italia, questo tipo di prodotto. C'è moltissima richiesta e speriamo che in questi ultimi giorni
arrivi anche la certificazione medica, che sarebbe veramente la chiusura di un lavoro che veramente ha portato avanti uno staff di persone in tutte queste ultime settimane a lavorare quasi ogni notte anche per creare questo progetto. Per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.